a principio, dopo una mezz'oretta, una uscita, aiuto, mi sta ammazzando, se devo morire voglio morire di botto. Lei che sa, dottore, lei è tranquillo, canta a soseggia 150 euro ogni visita. Ma io ne ho portato fino in ospedale, sì? Ho pronto soccorso, mi morono dei mani, mi morono. Faccia qualche esempio. Ultimamente con una, 15 giorni fa mi pigliai scandalo che sogno avevo per miracolo. Stavo facendo il complesso sessuale. Del più meglio vuol dire che sudai perché io mi impegno, certo. Giustamente appena finì da schiglia, giustamente mi venne un poco di sete, ci disse Gioia aspetta un attimo che vado in cucina, mi vai a pigliare un bicchiere d'acqua, mando uscino do letto, faccio 3 passi da quel gentiluomo che mi sento di essere siciliano, pensai, disse vuoi vedere che c'è visita Macarida, ci domando se vuole un bicchiere di acqua, mi giro, ci si sente Gioia, che non era ancora che a Mendalaria. Sì, Gioia, ma... Ci ho detto, Gioia, cavoli, stiamo che la festa finiva. Ah, dici, scusami, non ci avevo pensato. E ne calavo una sola. Dice, Gioia, non è che finiva la vigilia, finiva la festa ranne. Che devo fare? Dice, sì, hai ragione, dice, ma non mi riesce. Non ci stava aggrippato un femore. A papigliare un per i porco da macchina, ci ha dare un po' più palanchino e restavo che a Matisa. Se ne un come si chiama, un medico speciale? L'ortolano. L'ortopedico. Ortoletico. E a chi ci disse, lei ha subito la lacerazione del nervo sciatico. Come c'è un nervo sciatico io? Che strada piglio per rubare un nervo sciatico? Vabbè, sarà stato un caso isolato. Un caso isolato chi? Un mese scorso... Non ci posso pensare, creatura, mi dispiace, non ci sto caro l'occhio. Gli ha 2 occhi, tante cose, 2 fari aveva, non 2 occhi, 2 fari. Che mi ci mise buono, non so, fu a troppa pressione, non lo so. Arrivato a un certo punto, un del più meglio, piglia e sento... E sta rompendo un cavo di lampadario, mi casca la testa, mi ammazzo. Mi girai, Gioia, ma sentiste sto sbruscio? Secondo te, che aveva un occhio a Cristo e un occhio a Maria? Se ne un dovetto che chiudo l'occhio, io la visitavo. L'oculista? L'oculista. Se ne un oculista che la visitavo, se lei ha subito un danno irreversibile al nervo ottico. Come ci arriva un nervo ottico? Che strada piglio per trovare un nervo ottico? Donne coraggiose. Coraggiose, assassine, banditi. Una restava muta. Non saccio perché. Non parla, mutandola. Si esprime così. Non saccio. Ti c'ha domanda per la pensione, non ci accettarono. Che dell'Imbis che ci rifiutano a tutti. Aida l'hanno dichiarata grave invalida civile a causa di letto. 380 euro a mese. Ora tutti i femmini del paese che avevano la pensione si vogliono occupare con me. Sono un pupo, sono un burattino io. Capisco, mi dico una cosa. Prego. Adesso invece la situazione com'è? Ora, da quando che mi sento male, è mare forza zero. Calma piatta. Assenza totale di movimento, manco ci penso, io non mi scordai. Mi dica una cosa, in tutto questo sua moglie cosa dice? Sua moglie, dico, cosa dice in questo momento? Me lo dica, me lo dica. Non sopporta creatura, chi la sopporta? Io, sape, cerco una scusa a sera. Una sera ci dico, no, guarda, c'ho un mal di testa. Una sera ci dico, no, c'ho un mal di schiena. Una sera c'ho un mal di pancia, c'ho un mal di ginocchio, c'ho un mal di testa, c'ho un mal di cose. Cerco di dire, c'ho le mie cose. Io dentro la confusione ci credevo. Fino alla settimana scorsa mi sputavo dalla faccia e mi disse tu non sei più un uomo. Io a te se tu film non c'è stato mai. Che problema ci sono? Mi dica una cosa. Sì, dottore. Giusto per avere un quadro esatto della situazione, ma da quanto tempo va avanti tutto questo, diciamo così, saprei come chiamarlo? Afflosciamento. Chiamiamolo
chiamiamolo defiance che è meglio. Bravo, grazie. Defiance è più fino. Defiance. Però mi dica da quanto, Si sbrighi e mi dica da non quanto. è che io passai, non è che è stato cocalannario davanti. Saranno Insomma, all'incirca più o meno saranno neanche circa. Scusa, anni circa cosa? Non si capivo? No. Saranno così, non è che è stato cucalannario oggi il primo giorno d'afflosciamento. Se all'incirca saranno 8 mesi circa, così più o meno. Ma scusa, 8 mesi circa più o meno, ma si esprima meglio. 4 mesi circa, più o meno. Scusi, cosa? Più o meno. Si esprima, lo dica bene, senza paura. Su. 2 anni. E cosa vuole che sia? 2 anni di afflosciamento? Ha morito defianze che era più fino. Allora, lei è venuto qui perché ha dei problemi, questo l'abbiamo capito. Ha problemi. Adesso facciamo così, stia dritto con la schiena. Dritto. Ecco, un bel respiro, non pensi a nulla, un bel respiro. No, trattenga. Respiri, trattenga, respiri, trattenga, respiri, trattenga. Piano. Gridi insieme a me. Sono impotente. Sono impotente, no, la prego, sono coltellate che mi arrivano, questo impotente. No. Va bene, si tranquillizzi, mi dica che cosa ha fatto in questi ultimi 8 giorni, almeno questo. Prima di venire qua, gli stessi amici che mi hanno consigliato di venire quando lei mi hanno consigliato prima di provare con una certa Manon Lescaut. Specialista francese? No, Buttana di Catania. Cioè, mi scusi, lei vuole dire che si è rivolto ad una professionista del sesso? No, mi scusi dottore, non per contraddirla, lei non la deve chiamare professionista, perché se lei la chiama professionista a stabbiare non terra. Qua stiamo parlando di scienza allo stato puro in materia erotica. Qua stiamo parlando di libera docenza universitaria in materia sessuale. Qua stiamo parlando del prossimo premio Nobel in materia di botanismi, cose che io non sapevo manco che si potevano fare. Intanto sono stato ricevuto in un appartamento, dottore, in un palazzo antico, primi 900 fino a 800, a Piazza Manganelli, nei pressi. Vabbè, poi c'è un numero di telefono, non c'ho visto l'indirizzo. Dottore, arrivai all'ingresso, l'androne tutto di marmo, pavimento di marmo, i mura di marmo, tutta scalinata di marmo, tutta a ringhiera che colonnine di marmo, un corrimano di noce doppia, primo piano. C'era un telefono poi, tanto risponde sempre Ida. Scala riposata, primo, siccome era senza ascensore, non è che ero al quarto piano, un cliente arriva stanco, affannato, no, arriva al primo piano fresco come un fiore. Tutti i pareti di marmo, pianerottolo, 3 porte, mia me l'avevano detto, c'è la porta d'Omenzo. Un campanello non era manco chi di plastica, sapi chi di plastica? No, era chi di ottone, chi di rotondi di ottone, chi di antichi, col pulsantino al centro, il piripicchio. Un campanello non faceva manco un drinno, faceva, il suono era ping pong, ping pong. Ping pong, al terzo ping pong andisi a rovare dietro la porta. Io ero scantato, i mani sudate, bloccato totale. Sentivo a camerare, era che ci abbatte, che tappini, certo tappinare come vuoi chiedere. Arrivavo dietro la porta, non disi più i passi, non disi la fermatura, trac, tom, e si apriva la porta. Una dea. 1,80 m, bionda rossiccia, tutta profumata, un'ondata di profumi, trasino un dei naschi, un da l'occhio, un da ricchia, tutta a scala. Era vestita tutta nuda! Era vestita solo di tulli, pizzi, merletti, veli, trasparenti. Una geisha? No, quella ingresciata, pulitissima, ci dico, dottore. Manon Lescaut, 300 euro un'ora. Che sai di lei, Maragna, dottore? 300 euro un'ora. Appena era... Manon Lescaut di chiare origini francesi, parlava solo francese. Appena rapì la porta, mi tagliava, mi disse: Oh, tu jolie. Da me testa disse sì, jolie. Poi che si tagliava: tu très jolie. No, da me testa très jolie dopo non da testa. Una jolie spattentanata. Questa parlava solo francese, mi tagliava e diceva: Oh, mon garçon,
vous rentrez che j'ai fermé la porte. Io non capiva, attaliava fermo. Vous rentrez che j'ai fermé la porte. Io non capiva, attaliava. Vous rentrez che j'ai fermé la porte. Un cane abbaiava. Wow, 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 wow. Perché mi fa, vous accoffolé. Mi fece segno che mano. Io dopo capì e trasiede, mi disse, attenzione alla merde che imbraché. Perché c'era un cane che appena entrato. Guardi i tappeti in terra, tappeti in de mura, un lusso, signor. Dottore, io mi pigliavo sotto braccio, chiudevo la porta e mi parlava da ricchio, cosa che oh mon garçon della declarazione della sensualità dell'amore, oh mon garçon tu fai l'amore avec e mi sputava da ricchi. Che ai tempi belli, con la sputazione da ricchi già ero ospitale, e invece mi dava fastidio. Poi mi portavo una stanza letto, non so se ci è capitato mai di vedere una stanza letto, un letto non è appoggiato a un muro, ma stando al centro della stanza, nel centro, come per dire la cosa più importante nella stanza è il letto. Un letto di sopra c'era un anello di ferro tanto, di ferro brunito, tanto, con tutti i veli che scendevano sopra il letto, veli trasparenti, rosa, fucsia. Io si avvicinavo e mi mettevo ite in dronasi, ite andavo, ite andari, ite andalocchi e mi parlava, mon amour, mon garçon, tu fai le mure come dello a mia, acchiappavo sullo causi, non c'era niente. Poi mi mise la mano sopra la spada, era qua, mi mise la mano sopra la spada mia, mentre mi parlava andaricchia all'improvviso mi tiravo di qua, contemporaneamente, mi desse un corpo di sangue, mi abbiamo dall'aria, una mossa di karate, fece com'ia, e col mio corpo fece canestro, un dandanello di ferro, a panza all'aria cascai sopra il letto. Io con due dita, dottore, ma c'è cavo, dopo il letto della camicia, fece da un coppo, mi luavo giacca, camicia, cravatta, canotera, mutande, cause, scappi e cosette, nudo. Io se trovavo un laccettino, nuda, una statua. Ma cominciava a fare i ballet. E io fermo, immobile, cataliava, scantato, terrorizzato. E chi si chiamava su proletto e faceva un saluto cabana, poi faceva il salto mortale, semplice, doppio e triplo, con e senza mano. Poi tornava e ci veniva la pantacciata e mi parava un modulo di cloroso dello saggio. Io era cuccato, la testa era qua e i piedi erano qua. E da cominciavo e scendeva. Arrivava dei piedi, arrivato nei piedi mi cominciava a toccare i ita, mi massaggiava i ita, i cavigli, i polpacci, in ginocchia, chiamavano, arrivavano, che si mise a mancare la lente. Usava la lente e io fermo, immobile, terrorizzato, cataleava, e chi stai qua e là, sotto portale, e poi faceva la spaccata intera, e cominciavo a sudare, sudava, già avevano passato 30 minuti, 300 euro un'ora, e qua, e là, e su, e giù. Dopo 35 minuti non ci feci più, io trucco tutto scolato, mi taleavo, mi disse, Bedo, cominciavo a parlare catanissimo. Mi disse, Bedo, ti torno 150 euro, tu no vai, per favore. E che mala che mi passa, il dottore, che mala che mi passa. Capisco. Mi dica una cosa, lo sa questo perché? Lo sa perché? Lo so perché? Cioè, glielo dico io, perché in realtà lei vede la donna come un oggetto. No, si sbaglia. No, che non mi sbaglia. Dopo si sbaglia, dottore, per me la donna è è una delle cose più belle e importanti che ci sono sulla faccia della terra. Guardi, dottore, pensi, un essere umano che è in grado di mettere al mondo e dare la vita a un altro essere umano. Solo i femmine, dottore, si sbaglia. No, che non mi sbaglio, no. Io non sono d'accordo con lei. Come no? No, le dico anche un'altra cosa. Lei è una persona intossicata. Intossicata? Ma certo, intossicata. 2 anni di intossicazione. Ma cosa dice? Faccia poco lo spiritoso, intossicata di sicilianità. Ma come in un mondo dove si parla di globalizzazione. È sbagliato. Ma dove non ci saranno più razze, non ci saranno più gialli, neri, rossi. No, e come saremo? Tommescata a striscia. In un mondo dove si parlerà una sola lingua, ma lei ancora mi parla ostinatamente della sua Sicilia. Sì. Sa cos'è lei? Cosa? Lei è un classico. Io sono un po' classico. No, lei è un classico terrone e troglodita. La saluto. E lei sa che cos'è, dottore? Lei è un classico triglicerito botanico. La saluto.